Il giorno del ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo, l'analisi dello storico Raoul Pupo. La comunità italiana in Istria, chi è rimasto, i ricordi degli anziani e le speranze dei giovani. Il ruolo degli ingegneri in Albania, si guarda all'esempio italiano per creare un ordine professionale indipendente dalla politica. La Slovenia, a un passo dal confine italiano, ha iniziato la costruzione di una ferrovia ad alta capacità per servire il porto di Capodistria. A Bari un incontro di lavoro promosso da Confindustria per fare il punto sulla presenza italiana nelle economie dell'Europa orientale. Fischia, La Gomera, un giallo avvincente dell'astro nascente del cinema romeno Corneliu Porumboiu che si sviluppa attraverso l'antico linguaggio dei fischi. Domani sarà celebrato il giorno del ricordo, solennità civile istituita dal Parlamento per conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Lo storico Raoul Pupo è uno dei più conosciuti esperti che si occupano di queste tragedie. Per foibe noi intendiamo delle stragi di grandi dimensioni che sono avvenute in due momenti specifici, nell'autunno del 1943 in Istria, nella primavera-estate del 1945 in tutta la Venezia Giulia, ma in particolare a Trieste, Gorizia, Pola e a Fiume. Si tratta di massacri di avversari politici che hanno avuto entrambi gli stessi protagonisti, cioè il movimento di liberazione jugoslavo nel 1943 e nel 1945 sempre il movimento di liberazione che però ormai si era trasformato in Stato jugoslavo, in regime comunista jugoslavo. In entrambi i casi chi prende il potere nel 1943 e nel 1945 fa le stesse cose che era abituato a fare, fa contemporaneamente nelle altre parti della Jugoslavia appena liberate dai tedeschi, cioè procede all'eliminazione dei cosiddetti nemici del popolo. Nella fattispecie, nemici del popolo sono considerati tutti coloro che si sono opposti o che si potrebbero opporre al movimento di liberazione jugoslavo. Quindi ovviamente in primo luogo i fascisti, poi tutti i rappresentanti del potere italiano, non soltanto dello Stato, e poi coloro che non condividono il progetto annessionista, anche se sono antifascisti, come ad esempio i membri dei comitati di liberazione nazionale. L'esodo invece cos'è stato? L'esodo è un fenomeno lungo, è uno spostamento forzato di popolazione, come ne avvengono purtroppo tanti in Europa in quel periodo, secondo una modalità specifica è quella dell'esodo, quando cioè il potere individua un gruppo bersaglio che non ama, ma non lo deporta, cioè non lo porta materialmente da un'altra parte, non emana una legislazione espulsiva come nel caso dei tedeschi del centro Europa, ma crea le condizioni ambientali tali per cui i membri del gruppo bersaglio sono costretti a scegliere di andare via, per usare questo ossimoro. È un fenomeno lungo perché comincia già nel 1944 con lo sfollamento di Zara e poi avanti per ondate, no? La prima grande ondata nel 1946 è quella di Pola, un esodo preventivo prima che arrivino le autorità jugoslave, e questa avviene sotto l'occhio dei mass media, mentre contemporaneamente c'è l'esodo da Fiume che invece avviene nel più completo silenzio perché di Fiume non si sa più nulla. Poi la grande ondata, il grande esodo si ha con l'esercizio del rito adopzione nel 49 e in una seconda fase nel 51, e questo è l'esodo che svuota quasi integralmente l'Istria dal 90% della sua popolazione di sentimenti italiani. Infine, ultima coda, l'esodo dalla zona B del mai costituito territorio libero di Trieste, che avviene dopo l'entrata in vigore del memorandum di Londra il 26 ottobre 1954 e dura anch'esso un paio d'anni. Il giorno del ricordo cade il 10 febbraio, anniversario della firma del Trattato di pace di Parigi nel 1947. L'Italia in quella conferenza era una nazione sconfitta, era considerata la principale alleata della Germania di Hitler. Si può dire che gli esuli dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia hanno pagato un prezzo un po' più alto che non gli altri italiani per la sconfitta? Quando si parla di perdite umane e materiali il prezzo è sempre altissimo, ci sono stati moltissimi morti in tutta Italia. E non dimentichiamo anche tutti i sinistrati di guerra, quelli che hanno perso la loro casa per i bombardamenti, per le vicende belliche. L'Italia alla fine della guerra non era più una potenza sconfitta, era un'impotenza assoluta, e tale rimarrà fino al 1947. Era un oggetto di decisioni altrui. Le decisioni furono punitive perché l'Italia aveva fatto la guerra dalla parte sbagliata, l'aveva anche perduta, quindi venne drasticamente punita. Effettivamente il prezzo più grande della sconfitta lo pagò chi fu costretto a rinunciare alla propria terra per poter mantenere la propria identità. La ricerca storica sull'esodo e sulle foibe cosa ha prodotto?
Ci sono dei ragionamenti molto ampi, gli studiosi lavorano su questo da molto tempo, quindi a livello storiografico non ci sono più grandi interrogativi. Diversa è la percezione, diverso è l'uso pubblico. Uso politico? Talvolta interferisce la politica che compie dei cortocircuiti e delle semplificazioni, talvolta offre risposte che vecchie di mezzo secolo o anche di più, quindi c'è qualche disturbo da questo punto di vista. Il professor Pupo ha preparato insieme ad altri ricercatori il Vademecum per il giorno del ricordo, pubblicato sulla pagina web dell'Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia, uno strumento agile che permette soprattutto ai più giovani di conoscere le basi storiche per riflettere sul dramma dell'Esodo. Sono del 36, nel 46-47 sono andati, la maggioranza è andata via, allora io sono rimasta qui perché mio padre non voleva muoversi, ormai aveva una certa età. Eravamo famiglia numerosa, non era facile lasciare la campagna, andare all'insaputa dove. Avevano già optato per andare via. Avevano ricevuto anche il benestare del governo. Nel frattempo è deceduta la mia sorellina piccola e mamma non ha voluto più andare via. Ha detto: dove è la mia creatura voglio restare anch'io. Avrebbero tutti voluto partire, ci confessano, poi, per i motivi più diversi e personali, sono rimasti. E rimasti al termine con il quale si trovano oggi nei libri di storia sono coloro che non hanno seguito l'esodo di massa che dal 1946 in poi ha portato via dall'Istria occupata dalla Jugoslavia di Tito la maggioranza degli italiani. I rimasti diventati pian piano stranieri in casa propria dove il territorio cambiava fisionomia e lingua. Prima eravamo fissi, tutti in un colpo sono rimasta quasi sola. Tutte andate via, le case chiuse, brutti momenti, ecco, brutti tanto. Eppure l'impressione è che si voglia dimenticare la sofferenza, la tragedia, per trattenere nella mente ciò che di positivo c'è stato. Ho fatto le scuole in croato, commessa, no? E allora così so un po' il croato, mi sono imparata, sono contenta perché almeno so 2 lingue. E noi a Dignano dell'Istria croata ci arriviamo in un giorno di festa, il santo patrono San Biagio e il coro italiano canta la messa. Il canto, uno degli strumenti usati fin da subito per mantenere viva la lingua italiana, come ci racconta Odino Fioranti, 86 anni, lui uno dei fondatori nel 1948. È una grande tradizione in tutti i paesi dell'Istria. Tutti sanno cantare, perché da ragazzi, da bambini sempre si cantava. Fatica a raccontarci i ricordi più amari, momenti di libertà negata, ma poi con la saggezza dell'età ripete: il male assoluto sono le dittature di una e dell'altra parte. Nell'Istria la gente andava d'accordo tra slavi e latini, ma le guerre, Mussolini e Tito hanno fatto un bel pasticcio, proibendo a uni e agli altri della propria madrelingua, ecco, tutto là. Dignano, 6.000 abitanti, 700 gli italiani, strade antiche, murales moderni. Nel municipio sventola anche il tricolore, nel bel palazzo della comunità italiana, tante le attività per mantenere vive lingua e cultura. Tante volte sento parlare i nostri esuli, i nostri dignanesi, che non è stato facile per loro, però neanche per la gente di qua non è mai stato facile, perché c'era una lotta continua praticamente per i propri diritti. Rispetto al giorno del ricordo, giornata commemorativa che l'Italia ha riconosciuto 16 anni fa per ricordare l'esodo, le vittime delle foibe, qui viene ricordato ma non particolarmente celebrato. Tante volte veniamo ricordati proprio quando ci sono le elezioni, quando ci sono le votazioni, allora si viene a ricordare che c'è anche un popolo italiano da questa parte del confine. Noi siamo sempre rimasti italiani, anzi lottiamo giorno per giorno sempre per tenere duro le nostre tradizioni.
Un sentimento profondo verso l'Italia che anche i più giovani riconoscono e difendono. Io ho lavorato per 15 anni come insegnante di italiano, ci tengo perché sono le nostre radici, sono le nostre tradizioni. Se non curiamo le nostre radici, poi perdiamo la nostra identità. La terra rossa dell'Istria è ideale per la crescita degli ulivi e a Dignano gli olivicoltori sono quasi tutti italiani, tra loro Matteo, 40 anni, che si prende cura di alberi che hanno 400 anni di vita e che nonno e nonna paterni hanno difeso con i denti durante l'occupazione. Sì, mia nonna l'ha difesa con i denti. C'era molta gente che lasciava le terre in cambio di assegni familiari, invece mia nonna ha detto no, io voglio lavorare la mia terra e vivere della terra lasciata a noi dai nostri avi. Matteo ha sposato una ragazza croata, hanno 2 bimbi, perfettamente bilingue ed è forse l'esempio concreto che l'Istria è soprattutto una regione dell'Europa e diplomaticamente alle nostre domande risponde con il sorriso. Lei si sente croato o italiano? Un italiano che vive in Croazia. Per chi tifa se gioca Italia-Croazia? 1-1x. Non ci sono solo moda e gastronomia tra le componenti del fascino che l'Italia esercita sull'Albania. Dopo lunghi confronti, gli ingegneri albanesi vorrebbero organizzarsi in ordine professionale sul modello italiano. Lo scorso aprile, dopo aver concordato una prima bozza di regolamento con le varie associazioni albanesi degli ingegneri, è stato formato un gruppo di lavoro ufficiale che comprende governo e rappresentanti di categoria per arrivare ad una proposta di legge da presentare in Parlamento. I punti non negoziabili sono l'autoregolamentazione, l'indipendenza dalla politica, l'autofinanziamento dell'ordine e, per garantire un servizio qualificato, istituire in Albania la formazione continua per gli ingegneri. Dalla fine di novembre ad oggi la terra in Albania non ha cessato di tremare. I crolli e i danni dello scorso novembre sono imputabili soltanto alla forza del sisma? L'associazione ha analizzato questa situazione. Le nostre conclusioni sono che approssimativamente il 90% dei danni sono stati causati da un'esecuzione ingegneristicamente non corretta, il restante 10% dalla mancanza del know-how ingegneristico. Se l'ordine fosse esistito da tempo, la situazione sarebbe stata diversa. Cosa manca perché la proposta di legge istitutiva dell'ordine albanese degli ingegneri approdi alla discussione in Parlamento? Dall'aprile scorso noi ci siamo coordinati con una decina di associazioni di ingegneri e insieme, con molta trasparenza, abbiamo presentato al governo albanese una proposta di legge. È passato molto tempo, non capisco questa lentezza. Adesso l'ordine degli ingegneri dovrebbe essere all'opera. Vorrei ribadire che noi non rinunciamo ai punti fermi che abbiamo indicato. Esiste un pensiero che vorrebbe l'ordine subalterno alla politica, ma questo per noi è inaccettabile. State partecipando all'esecuzione delle verifiche tecniche necessarie agli edifici dopo un terremoto? Ci siamo attivati immediatamente, come chiesto dal governo. Abbiamo affiancato la protezione civile e anche oggi continuiamo a partecipare al lavoro delle verifiche. In Albania ci sono ottimi ingegneri. Il problema è che oggi qui non abbiamo le attrezzature giuste e i laboratori per valutare in prospettiva la stabilità di questi edifici. Se qualcuno volesse aiutarci, sarebbe meglio farlo con queste attrezzature. Attraversando le zone colpite dal sisma è evidente come i danni maggiori siano distribuiti e non concentrati in un cosiddetto cratere sismico. Cosa ne pensa? Questo è il risultato degli ultimi 30 anni. L'economia albanese è stata caotica anche nel settore edile. La maggior parte delle costruzioni più recenti hanno resistito al meglio. In generale, corretta progettazione e corretta esecuzione dei lavori portano a buoni edifici, ma ci sono stati casi di incorretta progettazione o documentazione alterata. Se in Albania esistesse un ordine, sarebbe un servizio a garanzia dell'economia e della comunità.
Il porto di Capodistria, con il suo 1 milione di TEU movimentati all'anno, è l'azienda logistica strategica della Slovenia. È uno degli sbocchi sul mare del centro Europa e della sua industria automobilistica. Qui transitano 25 milioni di tonnellate di merci all'anno e oltre 1 milione di automobili. Tradotto, 300.000 tir all'anno che hanno saturato la capacità autostradale e l'obsoleta ferrovia che collega la costa con l'entroterra con 90 treni merci al giorno. I passeggeri viaggiano ormai in pullman. Ostacolo che la Slovenia vuole superare con il raddoppio della tratta ferroviaria che dall'Adriatico raggiungerà il nodo ferroviario sul Carso sloveno. 27 km per 430 metri di dislivello che porterà la capacità giornaliera a 230 treni. Un'opera considerata strategica che in 15 anni ha visto 17 varianti progettuali, 2 referendum e ora ha aperto i cantieri. A occuparsi dell'intero progetto, che vale 1 miliardo e 200 milioni di euro, l'azienda è istituita con una legge ad hoc che sta già realizzando 20 km di strade di accesso ai cantieri, perché il 75% dei 27 km della nuova tratta correrà fino a 180 km orari nel sottosuolo carsico e sotto il viadotto autostradale dal quale si vede anche Trieste. A metà gennaio sono state aperte le buste per la realizzazione dei 2 lotti con complessivi 8 tunnel e 2 viadotti. 29 le offerte. Più della metà sono aziende europee, ma ci sono anche aziende asiatiche in lista. Tante offerte indicano fiducia nella trasparenza della gara. Abbiamo 90 giorni per valutare i requisiti dei proponenti, le loro competenze tecniche e la capacità finanziaria. I candidati che risulteranno idonei saranno quindi invitati a presentare l'offerta definitiva con il prezzo. L'investimento complessivo vale 1 miliardo e 200 milioni di euro. Per i 200 milioni inizialmente si ipotizzava un finanziamento ungherese, ceco oppure slovacco, ma pare che queste offerte siano meno vantaggiose rispetto a quelle delle banche commerciali. L'ultima parola spetterà comunque al governo. Oltre 1/3 dell'opera è finanziato dallo Stato, 200 milioni da Bruxelles, 250 dalla Banca Europea degli Investimenti e 176 milioni da banche commerciali. Attualmente stiamo valutando 6 offerte e devo dire che abbiamo più soldi di quanti ne abbiamo bisogno. La legge che ha istituito l'azienda per il raddoppio ferroviario prevede che questa sia anche la concessionaria della tratta per 45 anni e parte dei ricavi dei pedaggi dei mezzi pesanti, dei transiti portuali e dei transiti ferroviari finanzieranno la costruzione dell'infrastruttura. Sulla nuova tratta, la cui realizzazione è prevista entro il 2026, inizialmente correrà un solo binario, ma l'infrastruttura è già predisposta per il 60% per il doppio binario che ha avuto luce verde dal governo a fine gennaio. In attesa di individuare le aziende che scaveranno i tunnel, si stanno costruendo 20 km di strade di accesso ai cantieri, un affare da 11 milioni di euro e, ironia della storia, circa 3 km di queste vie sfruttano il sedime e un ponte della dismessa ferrovia austro-ungarica che collegava Trieste con l'entroterra carsico. Qui e in un altro punto la ferrovia corre vicinissima al confine italiano e le autorizzazioni per questi passaggi sono stati chiesti e ottenuti a livello ministeriale anche dall'Italia. In un anno l'export italiano verso l'Europa dell'Est è cresciuto del 4,1%. Erano economie emergenti, sono ormai mercati per un Made in Italy autentico. Ora sono dei paesi che si stanno sviluppando rapidamente, anche dal punto di vista qualitativo apprezzano i prodotti del Made in Italy, in particolare del food e la pasta italiana. L'Italia è presente in tutti i nostri supermercati, è presente nella moda, è presente nei prodotti italiani, cioè non credo che manca nulla di italiano in Albania. Le imprese che prima imparavano a delocalizzare ora vogliono imparare a internazionalizzare. Occupazione e salari sostengono una domanda interna in espansione. Mediamente i salari crescono anche del 20% all'anno, addirittura in Polonia stiamo vedendo ci sono stati crescite addirittura del 30% su alcune categorie di professionalità. Alimenti, design e abbigliamento in cima alla lista della spesa, ma ai beni di consumo si affiancano i beni di investimento.
investimento. Comprano la casa, comprano la macchina, spendono. Abbiamo internazionalizzazioni di aziende che fanno produzione di prodotti farmaceutici, che fanno meccanica, perché il Made in Italy in questi paesi che sono così vicini a noi è molto molto apprezzato. Per capire cosa sta cambiando e come muoversi in un territorio così dinamico, un centinaio di imprenditori hanno incontrato a Bari i rappresentanti di Confindustria in 11 paesi dell'Est. La Serbia si distingue come base per produzioni dirette alla Russia grazie a un accordo di libero scambio. 2000 le imprese italiane in Albania, 10 volte tanto in Romania, Polonia e Repubblica Ceca, primi mercati italiani nell'Europa centro-orientale, senza dimenticare paesi piccoli ma significativi come la Macedonia del Nord. È interessante perché da lì dovranno passare i famosi corridoi paneuropei, lì passa l'8 e il 10. Uno che viene da Salonicco va verso Durazzo e l'altro che viene da Istanbul che va a Trieste, che sono molto importanti. Sono corridoi paneuropei che sono ferrovie, autostrade e fibre ottiche. 800.000 i lavoratori già coinvolti dalle imprese italiane in un gruppo di paesi dove negli anni la popolazione si rinnova e manifesta interessi e bisogni nuovi. I giovani sono fantastici, il 42% della popolazione macedone ha meno di 30 anni. E tutti i laureati parlano tutti 3 lingue. Paesi con una crescita demografica, paesi con una crescita del PIL dal più 0,80 stimato dell'Italia, lì siamo a una media degli 11 paesi del 3,8, quindi una crescita anche in termini non solo di consumi interni ma anche proprio di export che da quei paesi si può fare, veramente importante. Benvenuti a La Gomera, piccola isola delle Canarie. I suoi abitanti nei secoli hanno sviluppato un particolare linguaggio fischiato per comunicare da una vallata all'altra. È qui che il detective Christie sbarca per imparare El Silbo, l'unica lingua che non può essere capita da chi vi è alle calcagna. Ma cos'è Christie, un corrotto o un infiltrato? Si può fidare della gang con cui cerca di recuperare un malloppo nascosto chissà dove? E della procuratrice Magda che vuole incastrarli? Cornelio Porumboiu torna con il più internazionale dei suoi film, ambientato tra una grigia Bucarest e l'assolato arcipelago spagnolo. Un thriller in cui si alternano punti di vista e piani temporali e ogni prospettiva è necessariamente parziale, ingannevole. In concorso a Cannes e scelto dalla Romania per gli Oscar, è stato ora presentato al Trieste Film Festival. 10 years ago I saw a TV reportage. 10 anni fa ho visto un servizio TV sul linguaggio dei fischi. Mi ha incuriosito e ho cominciato a informarmi. Mi sembrava qualcosa di poetico e remoto. Provai a buttare giù una sceneggiatura, poi mi sono concentrato su altri progetti. Ci sono tornato dopo il mio ultimo film. Volevo scrivere una storia in cui le persone non potessero più fidarsi del linguaggio. Tutti fanno il doppio gioco, cercano di mettere le mani su 30 milioni di euro, si ingannano a vicenda e quindi usare questo tipo di codice era come ricavare una sorta di spazio di onestà. È lo stesso Christie, ovvero Vlad Ivanov, un decano del cinema rumeno, a rimanere impigliato in questo intreccio, spettatore come noi di eventi di cui non afferra sempre il senso, assicurando così una sfumatura di ironia alla narrazione, mentre il côté noir è appannaggio di Gilda, vera femme fatale alla James Bond, interpretata da Catherine L. Marlon, attrice solitamente impegnata sui nostri schermi. Sullo sfondo una società ossessionata dal controllo, piena di telecamere, microspie, microfoni, intercettazioni e intercettati. Il racconto della società rumena, centrale in altri film come per A Est di Bucarest, con cui Porumboiu si è fatto conoscere da noi, rimane nella denuncia di una corruzione presente a tutti i livelli, tanto negli apparati pubblici che in quelli privati. Ma La Gomera, The Whistlers in inglese, è un film evidentemente pensato e girato per il cosiddetto grande pubblico. Chiediamo, il suo cinema e la new wave rumena di autori come Cristian Mungiu o Cristi Puiu guarderà sempre più fuori dai confini di casa? I didn't
Non è stata una scelta che ho fatto volontariamente, ma viviamo in una società sempre più aperta ed è una cosa che percepisco. D'altra parte, 5 milioni di rumeni vivono all'estero e influenzano i nostri concittadini. Viviamo in un mondo molto differente da quello della mmia infanzia e anche se oggi si torna a parlare di frontiere, la Romania non è più come quando ero un bambino, prima della rivoluzione dell'89. No vengo a pedirti amore. L'amore per il cinema d'autore traspare nella citazione ironica di Psycho o in quella dal sapore nostalgico di Sentieri selvaggi, quando gli indiani pelle rossa cercano John Wayne, comunicando tra loro proprio con dei fischi, mentre la colonna sonora, dopo aver preso le mosse da Iggy Pop, fa da contraltare all'azione con alcuni grandi classici della lirica, fino al finale in una futuristica Singapore. A fine febbraio l'uscita in Italia con il sottotitolo L'isola dei fischi.